Va bene, da chi iniziamo? Da Mara Carfagna. Buongiorno onorevole, si avvicina a quel tavolo, in piedi a voce alta, deve leggere le dichiarazioni con cui si impegna a dire la verità. Ci sono dei giornalisti fotografi in aula, lei acconsente ad essere ripresa, rifotografata? Preferirei di no, se fosse possibile, grazie. La testa non vuole essere ripresa. Prego. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Si accomodi. Grazie, Presidente. Lei si chiama Mara Carfagna. Maria Rosaria. Maria Rosaria, dove è nata e quando è nata? Sono nata a Salerno il 18 dicembre 1975. E dove è residente, comunque domiciliata? Sono residente a Roma, in via del Tritone 201. Prego, la difesa, via del Tritone 201. Prego. Grazie Presidente. Buongiorno onorevole. Lei da quando conosce il dottor Berlusconi? Su per giù una decina d'anni. Lei ha mai avuto occasione di recarsi nella casa di Arcore? So che sembrerà strano, ma io non sono mai stata ad Arcore in vita mia, anche per questioni logistiche, perché essendo appunto residente a Roma sono sempre stata coinvolta in quelle riunioni politiche che si svolgevano a Roma o presso la sede del partito in via dell'Umiltà o presso il Parlamentino di Palazzo Grazioli. Senta, ma lei ha mai avuto modo di conoscere, anche al di fuori di Arcore, dove ci dice non essere mai stata, Karima El Mahroug detta Ruby? No, non ho mai conosciuto la signora Karima El Mahroug. Quindi non l'ha mai conosciuta e non l'ha neppure mai incontrata casualmente? No, sono sicura di non averla mai conosciuta, mai incontrata. Lei ha avuto modo di intervenire in situazioni di natura conviviale con Aida Jespica o Belen Rodriguez? Non ho mai conosciuto o incontrato le signore citate. Senta, il 14 di febbraio del 2010 lei ha avuto modo di poter, o ricorda dove si trovava quel giorno? Sì, ho fatto uno sforzo mentale, ma non mi è stato difficile ricordare dove ero il 14 febbraio del 2010 perché ero impegnata in una campagna elettorale abbastanza intensa che mi vedeva candidata capolista alle elezioni regionali in Campania. Ma al di là dello sforzo mentale ho poi anche ricostruito attraverso la mia agenda e attraverso anche della rassegna stampa la mia presenza sul territorio campano, in particolare a Napoli e a Salerno, a Napoli la mattinata del 14 febbraio, a Salerno, in provincia di Salerno, la serata del 14 febbraio 2010. Ho qui con me una copia dell'agenda di quel giorno e anche la rassegna stampa del 15 di febbraio 2010 che appunto riscontra quanto ho appena detto. Non so se in quel poi periodo svolgeva anche l'attività di ministro? In quel periodo ero ministro per le pari opportunità del governo Era Berlusconi. sottoposta a tutela? Sì, ero sottoposta a tutela. Senta, e il 9 marzo lei ha potuto verificare dov'era, sempre del 2010? Anche il 9 marzo 2010 ero impegnata in campagna elettorale, la campagna elettorale si è conclusa l'ultimo fine settimana di marzo. Il 9 marzo del 2010 ero a Napoli e poi ero in provincia di Napoli, precisamente Castello di Cisterna, Brusciano e Nola. La ringrazio, era una sola domanda. Grazie. Codifensore? Prego. Nessuna domanda, Presidente. Abbiamo terminato, grazie. Può andare. Grazie a lei, Presidente.